posso aiutarti se non mi dici che cosa vi succede. Non posso, credetemi, non posso. Ma non eravamo d'accordo. Nessun segreto fra di noi. Sono così infelice. Tutto è precipitato dal giorno in cui mamma ha trovato le lettere di Denzel. Sì, mi faceste proprio una sciocchezza. Come è potuto succedere? Devo averglielo detto qualcuno. Marcia dritta alla scrivania dove le tenevo, apri il cassetto. Chi può aver fatto una cosa simile? Deve essere stata la mia cameriera. O forse il tuo confessore? No, non certo. Non puoi sempre fidarti di quelle persone, mia cara. Terribile. Ma oggi? Che ti succede oggi? Spero di cui vi arrabbiate con me. Forse è quello che vuoi, che mi arrabbio con te. Andiamo. È che non so come dirlo. Forse sto già cominciando ad arrabbiarmi. Questa notte, Sì. per poter scrivere e ricevere le lettere di Denzel senza restare sospetto, ho dato la chiave della mia camera, siete il nome. Sì? Lui questa notte l'ha usata. Pensavo fosse venuto soltanto a portarmi una lettera, ma quando ho capito perché era venuto, non ho potuto farci niente. Cioè, voi siete sconvolta perché Monsieur de Valmont vi ha insegnato una cosa che morivate dalla voglia di sapere. Come? Volete farmi credere che quello che di solito schiarisce le idee della ragazzina è confuso per cose vostre? Io credevo sareste rimasta scandalizzata. Ditemi una cosa, avete resistito, vero? Certo, più che ho potuto. Ma lui vi ha costretta? No, è che quando ho provato a difendermi ho visto che era impossibile. Eravate forse legata? No, è che è un modo di mettere le cose a cui non si riesce a trovare una risposta. Nemmeno semplice, no? Io continuavo a dire di no, ma allo stesso tempo facevo il contrario e alla fine Sì? ho detto che potevo tornare questa notte. Come mi vergogno. La vergogna è come il dolore. Si prova una volta sola. E questa mattina è stato terribile. Appena ho visto mamma sono scoppiata a piangere, non ho potuto farci niente. Potevate confessare ogni cosa e a questo punto le vostre valigie sarebbero state fatte e voi in partenza per il convento. Ma allora che cosa faccio? Dovete davvero il mio consiglio? Vi prego. Lasciate che Monsieur de Valmont continui con la vostra istruzione. Così convincerete vostra madre che avete dimenticato Denzel e non cercate di impedire le vostre nozze. Sì, cerco. Una volta sposato un uomo ne vale un altro, è anche più intrattabile e meno ingombrante di una madre. Ma Denzel allora? Sembra molto paziente di carattere. Vedete che una volta sposata potreste vederlo senza grandi difficoltà. Però io mi ricordo che una volta, anzi sì, una volta all'opera, mi avevate detto che una volta sposata sarei dovuta rimanere fedele